Il FEAMPA è il programma nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. Nasce con l'obiettivo di affrontare efficacemente le sfide di natura ambientale e sociale dei prossimi anni, dando avvio a un cambiamento radicale del settore ittico per orientarlo verso una crescita sostenibile. Nel periodo 2021-2027 all'Italia è stato destinato un fondo di 987,2 milioni di euro. Alla Regione del Veneto, nello specifico, sono stati destinati 46 milioni di euro. La strategia del PNFEAMPA darà seguito agli obiettivi dell'Agenda 2030 per provare a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine, attraverso 3 grandi sfide globali. Transizione blu. Il FEAMPA favorirà l'equilibrio tra opportunità e capacità di pesca per preservare risorse ittiche ed ecosistemi marini. Transizione digitale. Il programma diffonderà l'impiego di metodi innovativi per la tracciabilità e la valutazione della pesca. Resilienza. In materia di economia circolare, politiche attive per il lavoro, imprenditorialità femminile e valorizzazione delle produzioni locali. Saranno 4 le priorità del FEAMPA. 1. Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche. 2. Incentivare attività sostenibili di acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 3. Dare avvio a un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne. 4. Rafforzare la governance internazionale perché mari e oceani siano sicuri, protetti e puliti. Il FEAMPA è pronto ad aprire un nuovo capitolo nell'evoluzione dei settori della pesca e dell'acquacoltura, con un impegno grande quanto il mare, senza confini.